Operatori turistici provenienti da Stati Uniti, Germania, Spagna, Paesi Bassi, Repubblica Ceca e Danimarca in visita fino a domenica nelle aziende artigiane trevigiane. 9 imprese, salumifici, cantine, pastifici, falegnamerie, tessiture coinvolte in un progetto pilota per far sì che anche l'artigianato entri a breve negli itinerari turistici promossi a livello internazionale. Visiteranno la nostra provincia e visiteranno appunto le nostre aziende artigiane per questo tipo di turismo esperienziale che porterà loro a vedere prodotti di eccellenza e poi promuovere attraverso una messa in rete di queste imprese un turismo della nostra provincia a livello internazionale. Dopo l'industria, anche l'artigianato non può ignorare cosa accade fuori dai confini nazionali, soprattutto in un'epoca in cui gli scenari si modificano di continuo, sia sul fronte geopolitico che economico, anche in Europa. Non a caso l'associazione di categoria, così come altre realtà del Veneto, ha organizzato un appuntamento intitolato L'età delle incertezze, per chiedere a Paolo Magri, direttore dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, quale approccio devono avere le imprese e come devono attrezzarsi per sapersi destreggiare. Non farsi prendere dalla paralisi. Primo messaggio, perché è vero che ci sono quadri negativi, ma è come se fosse stata fatta una scrollata rispetto a delle mode, dei miti, parlo ancora degli emergenti, e bisogna guardare gli emergenti per quello che sono, cioè ci sono paesi che vanno guardati ad uno e va capito ad uno se ci sono opportunità, se non ci sono opportunità. Informazione, attività di gruppo e scouting ragionato al di là degli slogan su quello che è opportunità e quello che non è opportunità. La conoscenza prima di tutto, da qui la nascita di collaborazioni, addirittura piccoli consorzi di imprese per finanziare figure professionali che li aiutino in questo difficile orientamento.